Avevo 15-16 anni e andavo ancora a scuola, però cercavo un lavoretto perlomeno sabato e domenica per tenere coccusare le soldi in da sacco, per uscire con bagnelle mie oppure che guagliuncello mie dell'epoca. Allora chiesi a mio cognato, che ai tempi aveva un ristorante, se mi pigliava a faticare un sabato e domenica come cameriere. Mio cognato mi chiamò e dice: Fabri, scende sabato e vieni a fare una prova. Quel sabato c'è stato l'anticipo di campionato Napoli-Roma e in città non si capiva niente, c'è stavano due burdelle, poiché c'erano stati dei scontri tra le due tifoserie. Io comunque riuscii a raggiungere il posto e il mio cognato mi spiegava tutto quello che aveva fatto. Dice: Fabri, allora tu devi apparecchiare la sala interna e la sala esterna e ti dico solamente che il guaglione che ci stava prima per fare tutta questa operazione ci impiegava più o meno mezz'oretta. Io allora la pigliavo come una sfida, dice: Taz, se sto guaglione prima ci metteva mezz'oretta, io già perlomeno ci riuscì a fare lo stesso tempo suo, o meglio, e quindi abbiamo a correre con meno pazzi per cercare di apparecchiare tutti i tavoli. Quello che non vi ho detto però è che tra la sala interna e la sala esterna c'è stava una porta di vetro, un vetro pulitissimo, ma proprio splendente, che non si vedeva. E io per correre annanzi alla rete per cercare di apparecchiare i tavoli quanto prima possibile, a un certo punto chiava una craniata rindo vetro, bam! Voglio, ma da credere, si sentette proprio un rumore teschio che faceva crack. In tutto questo però, durante questo trauma cranico, io non mi rendette conto che era chiamata la capata rindo vetro, perché io non l'ero proprio visto sto vetro. Allora pensavo che erano stati questi tifosi, no? Questi tifosi facinorosi, e qualcuno di questi qua mi aveva dato una bastonata in capo. E quindi durante questo shock pensavo, dicevo, ma sti cazzi di tifosi, cioè, ma può essere mai, cioè, che sta violenza inaudita, cioè, ma poi io sto faticando, sai, anche chi te vive, cioè, ma uno pure io che si può buscare così, so, da rischiare pure i muri che viene qualcuno e ci dà una bastonata in capo. Cioè, è basta questa violenza, ma c'è tutto questo pensiero in capo, cioè, ma è possibile, ma cioè, che è uno schifo sto fatto sti tifosi che sa buffano i mazza da gente come me, non ci azzecca niente, no? Comunque mi faceva un film in capo, fino a che poi vedete la macchia grassa ruglia la capa mia, proprio stampata sulla porta, e mi rendete conto che vi avevate una craniata in vetro. Vuol dire che proprio ovviamente tutto quanto a ridere, cainatemi, camerieri, cuochi, a poco pure i tifosi venivano e ridevano. Comunque la morale di questo video qual è? A parte diciamo, no alla violenza negli stadi e anche fuori ovviamente, perché mo ci potessi a sotto qualcuno che sta faticando, che non ci azzeccano cazzo e ci va sotto. Diciamo anche no alle porte di vetro, perché sono pericolosissime queste porte di vetro. Io mi stai spaccando la capa. Quindi, cioè, o se no, ci sono i camerieri che sanno mettere un casco in capo per faticare e non mi sembra il caso perché sarebbe un po' troppo. Quindi, no alle porte di vetro e no alla violenza negli stadi. Questo è quanto e niente, vai giù. Buon sabato sera e buona domenica per dimani. Ciao ciao.